a tutti, anch'io sono qui per porgere i saluti, gli auguri, le felicitazioni da parte della Presidente Serracchiani e di tutta la Giunta regionale. Il dottor Cicero ha ricordato alcuni numeri, ha detto in particolare che per loro, per il gruppo Aspia, Spara e Eurospar, è importante la presenza in regione. Devo dire che anche per la regione è molto importante la presenza e l'attenzione che la Despar in questi anni ha dedicato al nostro territorio. Oggi abbiamo un'ulteriore conferma di questo e lo dico non solo come elemento di crescita economica, di attenzione anche a delle situazioni, come è stato ricordato per le cooperative operaie per Cocca, di particolare difficoltà, ma anche perché la Despar, va detto in maniera molto chiara e forte, lo posso dire anche da ex amministratore comunale della città di Udine, in questi anni si è impegnata moltissimo nel settore del sociale, dell'attenzione agli stili di vita. Poteva sembrare quasi una contraddizione, perché un grosso player della distribuzione magari si potrebbe pensare che adotti politiche solo ed esclusivamente di vendita, di massimizzare le vendite. Viceversa, Despar ha dimostrato con grande fermezza di essere molto attenta anche appunto agli stili di vita, all'alimentazione, penso al contratto delle merende, alla piramide della salute, all'attenzione al mondo dello sport, all'ultima molto importante campagna su valorizzazione dei prodotti locali, tutti elementi che appunto cercano di coniugare l'aspetto economico, commerciale a quello appunto di crescita anche sociale e di stili di vita corretti. Per tutte queste ragioni, e non ultima, ripeto, il fatto che siamo qui a Villa Santina e quindi questo deve essere un motivo ulteriore di attenzione a questo importante evento, un ringraziamento alla Despar e veramente un forte convinto in bocca al lupo per questo ulteriore punto vendita. Grazie.